La prima volta insieme. Ci sono voluti quasi 10 anni per vedere seduti allo stesso tavolo i vertici dei tre principali istituti finanziari con sede a Verona. È successo ieri alla nona settimana veronese della finanza organizzata da Verona Network. Il presidente di Banco BPM, Carlo Frattapasini, la DD Cattolica Giovan Battista Mazzucchelli e il direttore di Fondazione Cariverona Giacomo Marino si sono confrontati su alcuni temi chiave che riguardano il futuro dei loro istituti e hanno abbozzato un inizio di dialogo operativo e costruttivo tra le parti. A tener banco anche la cronaca con le vicende che interessano la querel tra Banco Popolare di Vicenza e Cattolica. Ieri l'amministratore di BPV, Fabrizio Viola, ha dichiarato che certe questioni si possono risolvere anche fuori dai tribunali. È stata una dichiarazione per noi importante che ci ha lasciato, come dire, bene, una sorta di apertura al dialogo che noi non abbiamo mai respinto. Se a fronte di questa dichiarazione c'è la volontà di trovare delle strade che in qualche modo ci possano evitare di ritrovarci in sale del tribunale, noi siamo disponibili a valutare, a discutere. Ma l'evento di ieri aveva soprattutto lo scopo di rinsaldare un dialogo operativo tra i tre istituti per creare in primis opportunità per il territorio scaligero e veneto. Verona riuscirà a mantenere una centralità in questo scenario di grande cambiamento? Sicuramente Verona ha un ruolo importante, significativo. Questo futuro dipenderà, io credo, anche e soprattutto dalla capacità di istituzioni, imprenditori veronesi di rimanere significativamente nell'azionariato. L'importante è che il tessuto economico sia vivace, sia attivo, risponda velocemente alle esigenze di cambiamento che ci sono.